Quanto ti amo, io sta canzone non mi ricordo proprio. Il dietro di questa canzone, il buon Paolo Casella, che mi perdonerà, fu quando fu commissionata. Paolo Oddio. Casella veniva da grandi successi, fra cui Maledetta Primavera. Freddy lo chiamò, guarda, ci servono dei testi per delle canzoni, fra cui questa pure di Collagen. E allora, siccome erano pezzi che dovevano andare anche all'estero, perché ormai Freddy aveva quella cosa dell'estero, gli commissionò il testo di questa canzone. E lui disse, vabbè, ma che tipo di testo faccio? Guarda, devo andare all'estero, quindi sono importanti le parole molto italiane. Dice, ah sì, quali? Ti amo. Freddy, Freddy gli fece un elenco di una cinquantina di parole italiane che da mettere che erano quelle che piacevano all'estero, che ne so, per esempio di Parlami d'amore Mariù, la Sì, parola che piace molto all'estero è scintillano, capito? Perché hanno un suono sì. meraviglioso all'orecchio e io mise questa cinquantina di parole. Ma scusa Lui, se ti interrompo, sta cosa proprio alla de sta... scrivania dove stava Giulio, si è messo a fare testo lì, quando io presentò c'erano tutte e 50 le parole, ha messo. Praticamente il testo avevo fatto Freddy. Ha fatto il testo tutte e 50 le parole, gli ha messo Freddy. Un fenomeno, Una però. cosa Manco chat GPT. De sta cosa de sta lista che Freddy tirò fuori de ste 50 parole, se non mi mm. sbaglio, partì dal fatto che mise tutti quanti quelli da Baby Records di tirare fuori tutte le parole più, specialmente parole tipo d'amore, di romanticismo, di tutte ste cose, a tirare fuori tutte le parole e poi vedere quali erano le più gettonate. Sì, sì, erano quelle che dal punto di vista proprio sonoro, della fonetica, erano quelle che colpivano di più ai mercati esteri. Sì.